convertito a Cristo. Gloria a Dio, fratelli. Amen. Continuo la testimonianza di mia moglie, siamo grati al Signore di essere qua. Pensavo lo dicesse lei, ma il nostro figlio Beniamino è vittoriese, è nato qua, a Vittorio Veneto, 25 anni. Quindi una parte di questo figlio è di questi figlio. Poi i ricordi vanno sempre di qua e di là, Pieve di Cadore, abbiamo abitato qua per un po' di anni, siamo stati qua a fare danni anche in questi luoghi, dove passiamo qualche danno lo facciamo. E siamo qua stamattina con la gioia nel cuore di poter condividere questo bellissimo momento. Noi abbiamo avuto i battesimi domenica scorsa, dove faremo la Santa Cena di piacere a fine mese, però intanto siamo qua. E vabbè, leggiamo dalla parola, perché tutto questo è frutto, sapete, della parola di Dio. E anche tutto quello che vediamo intorno qua è frutto della parola. Chissà se quanti vanno in Consiglio oggi a prendere il fresco diranno: Signore, grazie che ci hai dato questi posti meravigliosi. Poi vedono i cervi che tagliano la strada: Signore, grazie, guarda che bei cervi che hai fatto. No, ormai è un mondo dove dà tutto per scontato, dove tutto è dovuto, e pochi ringraziano il Signore per tutto il bene che Lui ci sta facendo. Vorrei leggere con voi nel libro degli Atti, al capitolo 2, quello che dirò è inerente a quello che stiamo facendo, che con voi anche i fratelli faranno. Qualcosa è già successo, qualcosa spero succederà e qualcosa di sicuro succederà. Atti capitolo 2 dal verso 37. Grazie fratelli. Non so se ho un ricordo di te che sei scivolato dentro la vasca. Sì, è venuto lontano. Questo mi preoccupa, stare lì che vuoi. Volevo notare. Va bene, dai, leggiamo qualcosa che è tratto dalla parola di Dio. Il verso 37 è la prima manifestazione pubblica della Chiesa, il giorno della Pentecoste è arrivato, Gesù battezza nello Spirito Santo questi fratelli, Pietro trova la forza e la potenza dello Spirito di Dio di alzarsi e parlare a tantissime persone in questa festa particolare. Una predica molto semplice, vorrei tanto essere come Pietro stamattina, dire tante cose con poche parole, ma soprattutto dire delle cose che possono rimanere nel cuore, perché queste persone non rimasero nell'ammirazione per la dialettica di Pietro o per la cultura di Pietro, ma per quella semplicità che è riuscita a toccare i loro cuori. Dice conpunti nel cuore, una parola che è molto semplice. Parlava della morte e della risurrezione di Cristo, prendendo spunto da un avvenimento, questo parlare in lingue come abbiamo sentito stamattina, che era la prima volta che succedeva. Nessuno sapeva cos'era il battesimo nello Spirito Santo se non una promessa. Questi fratelli rimangono lì, aspettano la promessa, come stamattina il fratello ci ha detto, di cercare quella promessa, e prende spunto e dice: guardate che non c'è niente di strano nel sentirsi parlare in altre lingue, perché questo è quello che è stato profetizzato anni prima, è tutto quello che Dio dice verrà dietro sia dentro. E quindi prendendo spunto da là cominciò a parlare un semplice messaggio, quello della nostra salvezza. Noi abbiamo messo in croce Gesù, i nostri peccati hanno messo in croce Gesù, ma poi la potenza e la misericordia del Padre lo ha risuscitato, perché la croce senza risurrezione è limitata, ma con la croce, con la risurrezione è completa, è un'opera meravigliosa. E quindi leggo dal verso 37, dopo che hanno sentito questo semplice messaggio, queste persone si esprimono così, parlano verso gli apostoli dicendo: udite queste cose, essi furono compunti nel cuore. E dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro a loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché per voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, e per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. E con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo:
salvatevi da questa perversa generazione. Quelli che accettarono la sua parola furono battezzati e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone. Ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ognuno era preso da timore e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Tutti quelli che credevano stavano insieme, avevano ogni cosa in comune, vendevano le proprietà e i beni e le distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. E ogni giorno andavano assidui e concordi al tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati. Fin qui la parola del Signore. Il Signore benedice i nostri cuori, tu sai di cosa abbiamo bisogno. Signore, parlaci, ti preghiamo per la tua parola, al di là dello strumento, parla tu ai nostri cuori, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Ieri sera, stamattina mi sono chiesto perché non se ne parla nella Bibbia. Chi ha battezzato i 12? Non c'è scritto chi ha battezzato non c'è scritto neanche chi ha battezzato Giovanni, forse si erano battezzati uno con l'altro. Certo, il battesimo che stavano per proporre dovevano averlo sperimentato, perché la cosa interessante nella Bibbia è che non possiamo dire fare agli altri delle cose che noi non abbiamo fatto. Quindi in qualche maniera non è così importante, se fosse importante sarebbero scritto, ma il messaggio di Gesù era chiaro: andate per il mondo, insegnate le mie parole e chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. E stanno in qualche maniera compiendo questa parte. È interessante, annunciano la parola pieni di Spirito Santo. Questo messaggio, come dicevo prima, arriva a queste persone che sono lì per una festa religiosa, forse come qualcuno pensa che sia una festa religiosa, ma non è una festa religiosa, è una festa. La religione non ci interessa, è una festa perché vogliamo onorare il nostro Signore. E mentre ascoltavano Pietro che parlava, furono compunti nel cuore e esce una prima cosa che mi piace. Non so chi era il portavoce, forse più di qualcuno, si rivolge agli apostoli e fanno una domanda, dice: fratelli, cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Sapete, viviamo in un tempo dove trovare persone che chiedono cosa dobbiamo fare è raro, perché oggi siamo tutti maestri, tutti vogliono insegnare, tutti vogliono imporre le loro idee, tutti hanno certezze di verità, mentre queste persone fantastiche hanno una certa attitudine di umiltà nel cuore che è sconvolgente, perché se vuoi vedere la gloria di Dio devi camminare in umiltà. L'umiltà precede la gloria, dice la parola di Dio. E si rivolgono a queste persone che forse non conoscevano, chiamandoli con una parola forse uguale, fratelli, ma ci dà l'indicazione, no? Fratelli, cosa dobbiamo fare? Bellissimo. Io credo che quando ci rivolgiamo così a una persona è perché abbiamo una certa familiarità, abbiamo una certa fiducia, ed è bello che chiediamo consigli a chi fa parte della famiglia, a chi sappiamo ci vuole bene. Credo che tutti siamo figli. Il fratello parlava di aver perso i genitori da giovane, anch'io il papà l'ho perso a 14 anni, ma quanto è bello quando tu chiedi consiglio a persone che sai che ti vogliono bene. E così sei anche disposto a accettare dei consigli che non sono secondo la tua linea, ma dalla fonte dove arriva sai che lì arriverà solo bene. E allora ti disponi, bello, fratelli, cosa dobbiamo fare? E questa richiesta sincera, perché il prosemo ne dimostra la veridicità, è rivolta a Pietro, e come diceva mia moglie, senza che lei sapesse di cosa io sto parlando, è rivolta a persone che volevano il bene degli altri. Pietro non aveva in mente la propria gloria. I pastori non vogliono la propria gloria, i pastori di solito vogliono il bene del gregge. E quanto più allora Gesù, se chiediamo a Lui cosa dobbiamo fare, Lui ci darà sempre dei buoni consigli. Avete mai visto Gesù dare un consiglio sbagliato?
Gesù dice cose vere, cose che arrivano al cuore per farci del bene, per farci del bene. È bellissimo, non lo qua, va bene? Siete tutti qua poi per mangiare, qualcuno deve andare via presto, perché sapete, Marco è il pastore preferito dei miei figli, perché le sue prediche durano neanche mezz'ora. Abituati col papà che va da 45 a 60 minuti, dicono la preferenza va per Marco, perché lui quando c'è lui, per le poche volte che è venuto a trovarci, che bravo sto fratello, che al di là del messaggio il tempo gli incanta. Sono abituati con il papà, mi cronometrano quando vado un po' oltre il papà, hai superato i limiti, tu ormai io devo fare, sono abituato. Però ho visto che non gli ha fatto male, dai. Allora arrivano, chiedono cosa dobbiamo fare. È bellissimo. Qui Pietro dice ravvedete. Il fratello e la sorella hanno già fatto questo passo, se no non dovrebbero battezzarsi. C'è stato un ravvedimento. E qui troviamo che questi fratelli, Pietro ha detto cosa dobbiamo fare? Dovete ravvedervi? Cosa vuol dire? Non cambiare religione. Non siamo diventati evangelici. Io non ero neanche credente quando mi sono ravveduto. Ho cambiato il mio modo di vedere le cose, credendo con tutto il cuore che quello che Gesù aveva detto di me era vero. Io ero un peccatore, avevo bisogno di perdono anche se potevo pensare di essere legitimo. C'era qualcosa di cui Gesù mi ha detto che mi ama, ma che mi dovevo ravvedere. È un passo fondamentale, ravvederci, perché Gesù è l'unica via. Qualsiasi via tu stai percorrendo, religiosa, sociale, intellettuale, se non è Gesù ti devi ravvedere. Anche se tu sei così bravo da fare tanta carità, aiutare gli altri, ti devi ravvedere perché ti stai prendendo la gloria che va da Gesù. Anche se tu pensi di essere più intelligente di me, che non ci vuole tanto, ti devi ravvedere perché l'unico intelligente è Gesù e dobbiamo seguire quella via. Gesù non ha portato un'alternativa all'ebraismo o a chissà quale altra religione, lui ha portato l'unica via per arrivare al Padre. E se tu non stai seguendo la via di Gesù espressa nella sua parola, ti devi ravvedere, cioè devi cambiare modo di pensare. Tu, anche se non lo sai, hai bisogno di Gesù. Qualcuno dice che c'è un segnale che è odiato dal diavolo, un segnale stradale. Sapete qual è? È la conversione a un'inversione di marcia, no? E il diavolo non vuole che nessuno si inverta alla marcia. Invece Gesù continua a dire ravvedete. E non è un ravvedimento. Ogni giorno noi dobbiamo ravvederci nelle cose che ancora non vanno bene. E quindi i fratelli si sono ravveduti. E poi Paolo in Pietro dice e battezzatevi nel nome del Signore. E lo faremo. Marco li battezzerai insieme al fratello che non cadrà più in acqua, no? Perché non possiamo avere 2 battesimi, lui ne ha fatto uno, basta quello. E poi c'è il secondo punto, il ravvedimento c'è stato, il battesimo c'è, hanno reso testimonianza, quindi fra un po', portate pazienza, arriverà anche questo bellissimo momento. Però poi la parola ci insegna qualcosa, solo poche nozioni, perché come ho detto domenica e continuerò a dirlo, questo momento qua è un bellissimo momento, però è solo l'inizio di qualcosa che poi voi dovete prendere come impegno per continuare a essere di benedizione per la vostra vita, di benedizione per la Chiesa e di benedizione per questa società dove vivete. Sembrano cose semplici, sapete, dove tutti vogliono, scusate, fare da maestri, queste persone dicono cosa dobbiamo fare. E Pietro dà degli insegnamenti, dice cosa devono fare e sono espressi nella parola di Dio. Adesso voi mi domandate perché tengo la giacca e la cravatta, Marco mi ha detto mettiti in libertà. Voi non sapete perché io mi tengo la giacca e la cravatta, perché guardi ora quando è finito tutto, io mi tolgo questa giacca e sto benissimo, voi invece continuerete a stare nel vostro caldo. È un momento meraviglioso, ti togli la giacca e respiri, mentre voi purtroppo dovete continuare a stare vestiti così. Vabbè, ma voglio andare al dunque. Queste persone si battezzano, è un battesimo particolare, 3.000 persone, pensate, probabilmente l'hanno fatto in un fiume, e si sono aggiunti alla Chiesa del Signore. Il vostro battezzarsi
vuol dire mi identifico con questo gruppo di persone, che non è l'unico, ma è una chiesa universale. Il fratello prima pregava che siano uno, siamo uniti, è vero, c'è una chiesa che non è in una denominazione, ma è in unità la parola di Dio, perché la chiesa di Dio non ha bisogno di ecumenismo. Abbiamo bisogno di unità biblica, perché la chiesa che segue la parola è già unita. Questo è fantastico. È inutile che noi vogliamo fare ecumenismo, che vogliamo unirci. Se sei in Cristo sei già unito, parli la stessa lingua, hai lo stesso scopo, hai gli stessi sentimenti. O no, fratelli? Guardate che non siamo meglio di nessuno. Gesù è il migliore, noi siamo uniti nel Signore, perché un giorno lassù non ci saranno varie divisioni, qui saremo uno in Cristo finalmente. Non voglio parlare di ecumenismo. Allora arrivo al dunque, perché è importante per voi che questa mattina, ma non solo per voi, per tutti noi, comprendiamo queste cose basilari che fanno parte della vita cristiana. Questi credenti che si sono battezzati, dopo non hanno preso la loro strada. Dice la parola che erano insieme nel fare delle cose semplici. In un mondo dove si cerca supereroi, la Chiesa ha bisogno di persone comuni che fanno cose semplici alla nostra portata. C'è un eroe, Gesù. Noi siamo tralci innestati in questa vita che fanno cose alla nostra portata. E la prima cosa che voglio dire è che questi fratelli, come voi ma come noi, se siete stanchi alzate la mano, io smetto subito, facevano una cosa fondamentale per me. Il fratello diceva, ho letto l'Antico Testamento, scusate se mi metto tra me e voi, ho letto il Nuovo Testamento e poi sto leggendo l'Antico Testamento, mi piace Giobbe, vi posso garantire che questo è l'entusiasmo della conversione, hai bisogno di mangiare, hai bisogno di leggere la parola che ti struttura, però poi c'è una cosa da fare. Questa parola deve continuare sempre, perché dice erano perseveranti a fare cosa? Nell'ascoltare l'istruzione degli apostoli. Fondamentale, aspettiamo un minuto. Ed erano perseveranti, verso 42, nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli. Bellissimo. Chi erano questi apostoli? Persone che erano stati 3 anni con Gesù, persone che avevano sentito Gesù, persone che avevano visto fare Gesù, e mi piacciono quei culti che credo si facessero lì i primi giorni dopo la Pentecoste. Erano così, forse neanche così ordinati come voi. Poi arrivava Pietro e questi fratelli dicevano, ma senti Pietro, c'è questa situazione, ma secondo te Gesù ha parlato di questo? E Pietro diceva, guarda, mi viene in mente che lì a Caparno, proprio quella situazione, Gesù ha detto così, lo condivido con voi. Non c'erano predicatori, condividevano le cose che Gesù aveva insegnato loro. Cosa si fa da un pulpito? Si condividono le cose che Gesù ha già insegnato e messo per iscritto. È una cosa semplicissima ed è fondamentale per voi, per noi, questo essere dediti all'insegnamento degli apostoli. Questo libro è un libro apostolico, ma è anche un libro profetico. È un libro che ci parla del futuro, è un libro che ci parla delle origini, è storico, e noi abbiamo come libro di testo questo, e scusate, tutti gli altri libri sono da prendere con le pinze, con la buona fede che abbiamo per i fratelli, ma questo libro è fondamentale, perché è un libro che Gesù ci ha lasciato per ricevere istruzioni. Ma perché è importante l'istruzione? Va bene. Mi state seguendo? Amen. L'istruzione è fondamentale per voi e per la Chiesa, perché sembra strano, ma questa istruzione ci dà salute fisica. Quando Dio tirò fuori il suo popolo dall'Egitto, cominciarono a marciare nel deserto per 40 anni, parafraso senza leggere. A un certo punto nel libro dell'Esodo Dio si esprime così: se voi mettete in pratica le parole di questo libro, io vi risparmierò da tutte le piaghe che sono capitate agli egiziani. Cioè questo libro porta sanità, sì è vero, questo libro porta salute alle nostre vite. Sapete qual è il problema più grosso sanitario di questo mondo? L'ansia. Si spendono più soldi per gli ansiolitici che per qualsiasi altra medicina. È un popolo che sta creando ansia e paura dappertutto.
ci fosse una bella notizia in qualche posto, non nella chiesa, grazie a Dio, ma c'è solo ansia, paura, e se quando finisce una cosa comincia un'altra. Ma tu poi leggi questa parola e leggi che l'Eterno è il tuo pastore e che nulla ti mancherà, e tu ti preoccupi dello stretto di Hormuz, tu ti preoccupi di questo, di quello, ma se l'Eterno ha tutto nelle sue mani ed è il mio pastore, non mi manca di nulla. Qualcuno dice, io continuo a dirlo, che Dio non si è ancora dimenticato la ricetta della manna, che per 40 anni ha dato da mangiare a 2 milioni di persone in un deserto. Vuoi che Dio non si prenda cura di cosa ti metti in ansia? Riposa nella parola. Questa crea fede, gloria a Dio, bellissimo, no? E ti dà pace nel cuore. Questa parola ti dice di non fare lo sciocco, di non tentare Dio. È buono per la salute. Ci sono persone anche credenti che tentano Dio, tanto Dio mi guarda, ma non correre in macchina. Vai piano, rispetta i limiti. Non mi interessa questo, siete tutti bravi. Gli angeli a 120 all'ora si fermano, quella è una verità tua, ma se passi con rosso, no, rispetta le leggi. Questa Bibbia è un manuale di buona salute. Voi vi domandate, non c'è nessun macellaio qua, perché Gesù, Dio ha detto di non mangiare il maiale? Perché a quei tempi mangiare maiale era il carne solitario, scusate, è una carne terribile, è una carne che se non conservata ti rovina. Poi quando è arrivato Gesù, che hanno altre norme, ha detto che possiamo mangiare anche le posticine ai ferri, bellissimo. Perché è un libro che ti dà salute, non è un libro messo là perché è pesante come le genealogie, ma se leggi le genealogie ci sono delle perle. Ma poi è un libro che ti dà anche salute sociale. Non è scritto nella Bibbia, ma quasi. Paese corrotto legifera molto. Un paese corrotto deve trovare mille leggi per poter andare avanti. Invece questo libro è un libro che dà un'identità sociale sconvolgente. Non voglio dilungarmi perché quello corre più veloce di me. Ma pensate, spero di non toccare la sensibilità di nessuno, ma in questo libro, nella Bibbia, erano perseveranti nell'attendere l'insegnamento degli apostoli. Bellissimo. A un certo punto, in un problema catastrofico sociale come la famiglia oggi, questo libro parla della famiglia. Parla dei ruoli di marito e moglie dove non sono più equilibrati. Parla dei ruoli dei figli che devono imparare la sottomissione ai genitori, ai propri genitori. Ormai non è più di moda. Parla dove qualche sculacciata ai figli, non per isterismo o per vendetta, non gli fa male. Volete bene lo stesso dei ragazzi giovani. Ma è così. Gesù dice che chi osserva queste mie parole è paragonato a un uomo avventuroso che costruisce la sua casa sulla roca. Non so se dire grazie a Dio per gli assistenti sociali, che poi mi tiro l'ira di qualcuno, o per i consultori familiari, ma noi abbiamo una parola che se noi la amiamo, la ascoltiamo, accettiamo un consiglio, farà andare bene qualsiasi matrimonio. È un posto dove i matrimoni sono sfalsati, perché non c'è. E poi l'ultima cosa, ma non per importanza, è che questo libro, se amate questo libro, se amiamo questo libro, se facciamo la nostra vita base di questo libro, ci dà una forza spirituale che è sconvolgente. Come ha vinto Gesù il diavolo? Non digiunare per vincere il diavolo. Gesù ha detto 3 parole, sta scritto. Ma prima che arrivasse Gesù, c'è un'altra persona che mi piace tantissimo. 44 anni fa entro in chiesa per la prima volta, un fratello mi regala una Bibbia e sapete cosa ha scritto di dietro? Dai, chi ha scritto questo verso nella copertina della Bibbia? Se non lo dico come fate a saperlo, ma dovrebbe essere, dai, naturale. Giosuè 1,8. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo ogni giorno, avendo in cura di mettere in pratica tutto ciò che è scritto, perché allora sarai intelligente, prenderai 10 lode. No, perché allora prospererai in tutte le tue imprese, riuscirai, nessuno potrà starti di fronte. Un libro
che mi dà autorità spirituale. È vero, perché poi Gesù dopo 2000 anni poteva dire al diavolo che voleva rovinare l'umanità ancora una volta facendolo desistere Gesù dalla croce. Gesù ha detto sta scritto così, così, così. E quello cosa fa? Se ne va. A volte ci arrabattiamo per combattere il diavolo. Quando siamo radicati nella parola, lui si guarda a venirsi ad attaccare, perché sa che abbiamo un'arma che non può vincere. Grazie Signore. E quindi è normale che Pietro dice guardate che dovete stare attenti all'insegnamento che vi diamo. Amate la parola. Sia la vostra base, la vostra milizia, la vostra certezza. Però poi c'è un'altra cosa, certo adesso devo correre perché ho un po' di tempo, è che questi fratelli, allora tutti sapete leggere? Sapete leggere? Bene, potete farvi regalare una Bibbia, quindi è una cosa che voi potete fare. La seconda cosa, erano assidui a cosa? Alla comunione fraterna. Bellissimo. Posso dirlo così con molta serenità, poi Marco non so se sarà d'accordo, ma succede una cosa che appena convertiti, voi amate così tanto, la sorella prima diceva, andavo in chiesa con il papà e la mamma, perché la legge ci punisce se lasciamo a casa i noi. E allora la legge ci aiuta, non dobbiamo portarli fino a una certa età. Però, come dicevo prima, domenica, i figli dei credenti sono come il topo con la trappola, no? Ci giri intorno a sto formaggio, già ma prima o dopo ci caschi dentro. Perché quando tu sei in chiesa, qualcosa il Signore arriva sempre. Voglio raccontarvi questa. Papà, ma che figure fai? Che parola hai detto in quella predica oggi? O in 45 minuti di predica i miei figli cosa ascoltano? Le parole sbagliate che dico. Però se ascoltano le parole sbagliate, ascoltano anche le parole giuste. E allora poi la parola. E questa comunione fraterna, dicevo prima, è entusiasmante un po', poi fratello dicevi, ho trovato finalmente una famiglia, sia così per sempre. Perché succede che l'entusiasmo poi può finire, ma allora dobbiamo farci violenza e dire no, io ho bisogno di una giustizia, perché Dio ha ordinato la benedizione. La famiglia, come la famiglia naturale di norma è il punto di riferimento di aiuto, così per noi credenti la famiglia è un punto di riferimento dove noi possiamo trovare aiuto, conforto e incoraggiamento. Pietro e Giovanni erano stati arrestati, erano stati minacciati. Se parlate ancora di Gesù, facciamo del male. E dove andarono dall'avvocato? No, c'è scritto Atti 5 e Atti 4, andarono dai loro, nella loro famiglia, nella chiesa, a fare cosa? Facciamo un piano per destabilizzare questa giunta comunale. No, pregarono, dicendo insieme a tutti i fratelli, alzarono di pari sentimento la voce: Signore, aiutaci ad andare avanti ad annunciare l'Evangelo. Questa è la Chiesa del Signore. Pietro in prigione, non chiamano l'unice per farlo venire fuori. La Chiesa era riunita insieme, tutta la Chiesa, a pregare per questo bisogno. Fratelli, sorelle, amate la Chiesa. Amate la fraternità. Siamo perfettamente imperfetti, ma potenzialmente perfettibili nella misura che stiamo insieme. Non sono le vostre situazioni. Non scappate dalla Chiesa. Pregate per la Chiesa, pregate per i fratelli, pregate per i pastori. Il Signore ci ha messo in un luogo, lì il Signore ha ordinato la benedizione. La vogliamo e non guardare le cose, voi ce la facciano, le farei vedere lì. Vediamo se ce la facciamo. Perché Gesù parlava anche in parabole. Mi servirebbe un foglio bianco, io non faccio un foglio bianco. Attento. Marco, posso? Cosa vedete? Cosa vedete questo? Lo vedete questo? Cosa vedete? Cosa vedete? Un cerchio. Vedete solo questo? Vedete solo quello? Non vedete tutto il bianco? E nella Chiesa noi sapete cosa facciamo? Vediamo solo magari qualche difettuccio
ma non vediamo tutto il bianco che c'è intorno, l'amore dei fratelli. Perché il diavolo ti apre gli occhi su quell'errore del fratello, su quella mancanza, perché anche il pastore sbaglia. Ma però c'è anche tutto un interno, perché la Chiesa è amata da Gesù. Allora non focalizziamo su qualcosa che tutti noi portiamo. La Chiesa è imperfetta perché ci sei tu. È così, perché siamo imperfetti, però c'è anche tanto amore, tanta gioia, tanta comprensione, perché pensavo senza nessun interesse. Devo andare avanti. Secondo punto, erano perseveranti nell'istruzione, erano perseveranti nella comunione fraterna. Poi oggi è bellissimo, avremo la Santa Cena. È strano per me fare due cose così insieme, però oggi però mi piace. Erano perseveranti a rompere il pane. Rompere il pane. Forse noi non so quando voi fate la Santa Cena, ogni quando. Di solito dalla chiesa dove venivo io facevo una volta al mese, in altre si fanno ogni 6 mesi, è molto personale. Però questa chiesa lo faceva ogni giorno, rompevano il pane, non mangiavano insieme, rompevano il pane e poi anche mangiavano insieme. Ed è importante per noi che ci ricordiamo una cosa. Ricordate Luca 24 dice: si apersero gli occhi quando Gesù spezzò il pane. Spezzare il pane vuol dire ricordarsi di quello che Gesù ha fatto. Lo ricorderemo oggi pomeriggio della Santa. Ma loro ogni giorno si ricordavano dell'opera gloriosa della croce. La Chiesa deve avere questo, deve ricordarsi quanto è costata la vostra salvezza e quanto è costata la salvezza di chi hai accanto. Non è che il sangue di Gesù ha più valore per te, fratello, e meno per me. Il sangue di Gesù ha valore per tutti. E quando noi rompiamo quel pane, quando noi ricordiamo il valore che ha l'opera della croce, è lo stesso valore per tutta la Chiesa. Siamo salvati dallo stesso sangue, dallo stesso sacrificio. Ed erano là, e credo che in una Chiesa, ascoltate voi, non sono mie parole. Però se volete scrivervele dopo, ve le scrivete. Il fratello tanti anni fa si chiamava Donald G. In un libro scrisse questa parola: quando l'agnello è innalzato, la colomba scende. In una chiesa dove il grande desiderio è dare gloria a Gesù, lo Spirito di Dio non può scendere se non per aiutarci a dare ancora più gloria a Signore. I nostri culti sono culti che devono innalzare Gesù nella semplicità, dove Gesù è il centro del nostro culto, dove Cristo riceve gloria per quello che è. Sapete, a volte ci si domandava: ma devo pregare più il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo? Quelle domande che arrivano, no? C'è scritto labbra che confessano il suo nome, cioè il nome di Gesù. È una chiesa che si ricorda di Gesù. Ricordate, in bene e in male, che siete stati riscattati dal sangue di Gesù. In bene perché nessuno vi rapirà dalla sua mano, in male perché se rinnegate dell'esperienza voi sarete più responsabili di me. Il Signore possa proteggervi. E poi l'ultima cosa, questa chiesa è fantastica. Vorrei tanto questa chiesa, tutti i giorni. E sapete, ho questo desiderio nel cuore. Qualcuno non è tanto d'accordo perché dice: ne hai già abbastanza. Però sì. Come avete le campane? Queste persone tutti i giorni, sapete cosa facevano? Pregavano. È un desiderio che ho nel cuore, forse prima di morire ce l'ho fatto. E avere una chiesa che lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica è con la porta aperta e un gruppo di credenti, siano 2, 3, 4, 5, 50, sono lì a pregare. Amen. Una sorella che voi conoscete, Gina, un giorno diceva: quando ero cattolica mi costringevano a pregare, dovevo recitare le preghiere. Da quando mi sono convertita è una gioia pregare. È vero, è così. Questa chiesa tutti i giorni pregava. Lunedì, riunione di preghiera. Martedì, riunione di preghiera. Mercoledì, riunione di preghiera. Giovedì, per cambiare, riunione di preghiera. Venerdì, riunione di preghiera. Sabato, riunione di preghiera. Domenica, riunione di preghiera. Una chiesa che prega è una chiesa che vede le porte del cielo aperte. È vero che abbiamo tutti i nostri impegni, però se noi potessimo realizzare quanto è potente la preghiera,
Dai, te lo dico perché il giorno di Gesù Dio gliel'ha detto assai. C'è forse qualcosa di troppo difficile per Dio. La preghiera muove la mano del Signore. Sei nei guai, prega. Hai bisogno, prega. Sei scoraggiato, prega. Sei ammalato, prega. Vuoi la salvezza dei peccati, prega. Perché sono cose che noi non possiamo fare, ma chiedendo di quel Signore. Bene, io ho quasi finito e dovrei andare avanti ancora, ma non posso perché suona. Ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, mi raccomando, nel rompere. Domenica ho battezzato un fratello che abita dietro il muro della casa, mi ha dato i compiti per casa. E guai a te se manchi a una riunione questa settimana. Ti invalido il battesimo. C'è bisogno di stare insieme. C'è bisogno di stare insieme. La Chiesa ha bisogno di stare insieme. Erano insieme nel rompere il pane, nella comunione fraterna e nelle preghiere. E questo dice, ognuno era preso da Dio timore. E molti segni e prodigi erano fatti agli apostoli. Se tu fai le cose che sono alla tua portata, Dio farà le cose che sono alla sua. E alla fine non mi dicono perché sei ancora nell'altro. E Dio aggiungeva alla comunità tutti quelli che erano sulla via della salvezza. Se la Chiesa cresce non è merito del corpo pastorale. Se la Chiesa cresce perché la Chiesa cresce e porterà il suo contributo per quello che vuole, spirituale, pratico, avete lavorato per mettere qua, anche economico, sì, anche economico. Il Signore possa darvi una generosità, perché c'è tutto che nessuno aveva bisogno, erano così generosi che condividevano quello che avevano. Il Signore vi dia il più presto un locale più grande. So che avevate visto qualcosa, poi non è andato a buon fine, ma continuate a pregare perché il Signore ha delle cose meravigliose. Dico questo e poi finisco davvero. Per incoraggiare. Il pulpito è l'unico posto dove i pastori possono dire le bugie. Perché noi diciamo sempre sto finendo, ma poi non è vero. Sto finendo, ma poi non è vero. Ma il Signore lo sa, voglio incoraggiarvi. Perché sono arrivato a Bassano che i fratelli avevano acquistato il locale dove siamo e loro lo hanno acquistato e noi lo abbiamo pagato. E poi sotto c'è un'altra parte del locale che così avevamo il desiderio di comprare perché fosse delimitato e fosse per la Chiesa. E eravamo in trattativa, ci hanno detto, abbiamo cercato di parlare, a un certo punto sembrava che avessimo quasi concluso e il padrone a un certo punto ha detto no, non ve lo do più perché voglio darlo al mio genero per fare un'attività commerciale. E poi ci siamo rimasti perché c'eravamo chiusi. Mia moglie diceva ma è strano perché ho visto quel locale sopra illuminato con le luci della chiesa, sarebbe bello. E per un po', vabbè, loro se lo sono tenuto, non ce la siamo messa via. Dopo, forse un anno e mezzo, c'era un po' di... non c'era il pari sentimento nella chiesa all'inizio. Perché alcuni sì, alcuni no, alcuni qua, alcuni là, va bene, abbiamo lasciato perdere, ma dopo un anno e mezzo lo stesso padrone è venuto da me e diceva ma le interessa ancora il tuo capo? Certo che ci interessa, sì perché abbiamo cambiato idea e allora abbiamo potuto fare una trattativa con l'aiuto del Signore senza fare molti altre cose, siamo riusciti a lavorare perché quando un pensiero è comune il Signore poi muove tutte le cose. E da dove meno ti aspetti che arrivano le risorse, Dio arriva. L'importante è che la Chiesa ci fa e tutti di pari sentimento ascoltavano l'insegnamento, stavano insieme, rompevano il pane, pregavano e contribuivano per quello che potevano. Poi dopo non ci arriviamo noi, abbiamo un pane. Basta che apra la mano e soddisfa i desideri di tutti. Quindi amate la parola. Amate.
Amate Gesù. Perché sarà bene per voi, ma sarà bene anche per la comunità di Dio. Signore vi benedica, vi dovete sottofare anche con noi, non abbiate pazienza, sarà un prego. Signore, prego Alleluia, gloria a Dio. Voglio dire grazie al Signore per la sua parola e per lo strumento che il Signore si è usato. Gloria a Dio. Adesso vogliamo procedere con il battesimo. Ma prima vogliamo pregare, vogliamo chinare il capo. Vogliamo pregare in modo particolare per Paolo, per la Chiesa. Gloria a te, Signore. Alleluia, benedetto sei tu. Alleluia, tua è la gloria, Signore. Alleluia, gloria al tuo nome, Signore. Signore, grazie fin qui, Signore, è stato bello, Signore. Ma ancora vogliamo pregarti per Paolo, per la Chiesa, questa loro decisione sia approvata da te, Signore. Alleluia, c'è sempre posto per la casa tua, Signore. Alleluia, grazie. Tu lo dici nella tua parola, invitate, invitate. Quanti più potete, Grazie. nella casa mia c'è posto. Alleluia, grazie. Signore, ti preghiamo per il cammino spirituale di Rachele e di Paolo. Grazie. E finiamo a te, Padre. Tu sei fedele, Signore. Sì, Signore. Loro vogliono essere fedeli, ma tu sei il fedele. Alleluia, grazie, Padre. Noi vogliamo essere fedeli, sappiamo che veniamo meno, ma tu rimani fedele, Signore. Amen. Grazie. Ti diciamo grazie dal profondo Sì. del cuore. Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Grazie, Padre. Grazie. Amen. Gloria a Dio. Grazie. Dio sia lodato. Alleluia. E allora. Marco, cosa dici? Fai una foto? Sì, facciamo una foto. Così sono... Perché volevo anche mandarlo alla rivista. Sapete che abbiamo una rivista, no? Giornale storico delle nostre chiese, con le sveglie per Gesù. Ci sono una serie di meditazioni, studi, anche notizie dalle comunità. Ed è bello vedere insomma tutta la nazione, tutta l'opera del Signore, come cresce l'opera, è bello anche da leggere, ci sono belle riflessioni. Insieme a questo abbiamo anche Cristianione, che è a scopo evangelistico. Gloria a Dio, poi manderemo la notizia, proprio un articolo sul benedetto. È online se volete anche, o se no basta pagare l'abbonamento e arriva puntualmente, fratelli, arriva a casa. Va bene, qualcuno ce l'ha, chi non ce l'avesse, pensate sia una buona spesa. Va bene, i fotografi dove sono? Sono qui. Vedete voi insieme? Dove ci mettiamo? Va bene? Là. No. Adesso ho fatto fresca per me. Ditelo che mi invidiate. Dite bugie. Che bello questo. Fratello qua che mi dia support, mi dia supporto. Fratello Paolo, prima te. Vieni qua. Ti vogliamo qui dentro. Per quella fresca. Allora, Paolino, davanti alla chiesa, Giriamoci davanti alla chiesa, dichiari di voler accettare Gesù nella tua vita, averlo già accettato, di volerlo servire, il giorno dell'opportunità. E allora con l'autorità che viene dalla parola di Dio, noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Andiamo a girarci perché le foto sono di qua. Non succede più, non ti lo fuori. le ginocchia. Le ginocchia. Ok.
Gloria a Dio. Ok, poi uscire. Ti sei immerso? Tutto bagnato. Ah, È caduto qualcosa? Io l'ho girata. perché loro vengono? Rachele, Rudino, figlia mia. Ma chi è più emozionato, lei o io? Tutte e due. Davanti alla chiesa, di Caris, liberamente hai accettato Gesù nella tua vita e di volerlo servire tutti i giorni nella tua vita, e sempre. E allora sull'autorità che ci viene dalla parola di Dio, ci battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gloria a Dio, grazie. Alleluia! Gloria a Dio.